Attenzione, attenzione, difese veloci che non comportano grandi sforzi, perché alla fine a 3 minuti si gioca anche e sul tempo, che è una parte proprio del gioco, fa parte proprio del gioco. Quindi tutto fa brodo e quindi giochiamo così. Giochiamo anche con la cattura qui e giochiamo. Allora, so che portare la donna di qui è sbagliato, questo è quello che so, però mi chiedo perché, perché sembra molto carina come mossa, no? O qui. La faccio, va bene. So che è sbagliata, ma la faccio comunque. L'importante è crederci. L'importante è sempre crederci, ragazzi. E io ci credevo. E io ci credevo, sì. Alfiere di 6. Ah. Alfiere di 6 sempre. Vabbè, così non vale. Cavallo G4. Che dici cavallo G4? Catturo. Questa è più carina. Cattura e poi cavallo G4. Attacco su H2 e attacco su E3. Yes. Yes. Yes, yes. Qualità almeno ce l'abbiamo. Però comunque lui ha un'iniziativa a noi indifferente. Quindi è tutt'altro che vinta questa partita. Tutt'altro proprio. Ma proprio tutt'altro. C'è questo alfiere qui che non sa cosa fare. Tutt'altro che vinta. Ma proprio tutt'altro. Ecco. Quanti attacchi che stanno arrivando su F2. Quanti attacchi che stanno arrivando su F2. Mamma mia. Adesso devo solo cambiare questo alfiere. Cavallo C5 che è molto forte. Molto forte. Meno male. Cosa vuoi fare? C'è qualche attacco di matto? C'è qualcosa che non vedo? Sicuro c'è qualcosa che non vedo. C'è questa, c'è. C'è questa. C'è questa e mi obblighi a fare questa. Mamma mia, quanta pressione che sto ricevendo. Meno male. Meno male che non ha fatto cavallo C5, era più forte cavallo C5. Ok, adesso arriverà il cambio degli alfieri. Premove. Fortuna il punto F2, F7 è tenuto un paio di volte. Ok, torniamo indietro. Vorrei cambiare le donne, gentilmente, se fosse possibile. Me lo chiedono dalla regia. Mamma, che brutta situazione. Perché mi ritrovo sempre in queste brutte situazioni? F7, boom. La mossa che non andrebbe mai fatta la sto per fare. Chi se ne frega? Chi se ne frega? Ah mia, quel mio re nell'angolino mi fa così paura che non puoi capire. Mi fa così paura. Torre qui forse era carina. Ok, che dici di uno scacchettino? Uno scacchettino, ci riposizioniamo attaccando il pedone e poi abbiamo alcuni scacchi. Mi voleva dare matto, mi voleva dar matto e ci stava anche riuscendo. Scacco. A parte che c'era anche lo scacco catturando qui, no? Va bene così, Va bene così, però adesso c'è un po' rotto, Questo pedone non si dormono sonni tranquilli con questo pedone, te lo dico, qui te lo dico. Qui te lo dico e qui te lo dico. E qui te lo dico. Orco cane.
No! No! Uh! Attenzione, attenzione. Zitti tutti, zitti tutti. Zitti tutti. Possiamo creare una via di fuga a questo povero re? O deve essere costretto a fare mosse infami per tutto il resto della sua vita? Che pressione, ragazzi, che pressione. 2 pedoni. Poteva giocare contro 2 pedoni. Ok, ok, ok. Va bene così. Va bene così. Va bene così. Va bene così. Va benissimo così. Va benissimo, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Va bene. Va bene, va bene. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. E va bene. Onesto, onesto. La vittoria più casuale che abbia mai fatto in vita mia, veramente casualissima. La rivedrei perché è stata interessante. Allora, ok. Come me la valuta il motore questa donna in H5 si può andare, però sì, sapevo che non era buona. Sapevo che non era buona, però va bene. Questa è stata un po' tamarra, cavallo 5 è strabuona per lui. Questa è stata un po' tamarro lui ora. E cavallo G4, giustamente. Ok, quindi dice il vantaggio del nero, ma non era facile. Qui avrei dovuto giocare F5 o F6 che ho giocato dopo. Su questa mossa qui in realtà ho perso tutto il vantaggio che avevo. Re H8 per forza per evitare quella, alfiere A6, cattura, cattura. Ok, va bene. Ok, qui sul cambio ho avuto un vantaggio. Donna di 1 scacco. Qui ovviamente se catturavo c'era il matto di donna. Donna F4, giusto, no? Perché se catturavo qui, donna per E5. Sì, donna per E5 funzionava uguale. Va bene, sono stato un po' materialista. Forse c'era il matto a un certo punto che potevo dare. Matto in 3. Torre F1, Re H2, donna F4 e poi donna che scendeva. E vabbè. Va bene, quando hai paura dei pedoni e robe così poi non ragioni bene. Avevo paura anche a lasciare la prima traversa, però va bene, va bene. Cioè non va bene niente perché a un certo punto ho lasciato la torre con matto in una. Attenzione, attenzione. Attenzione, grandi, grandi svarioni, troppo belli questi svarioni. Ok, che qui ho forzato il cambio delle donne. Se lui cambiava, aveva 2 pedoncini che magari potevano un po' cercare di spaventare la torre. Non so, così... No, niente, non c'è alcun tipo di spavento. Ok, cambio, ok, qui è finita. Bella, bella, bella. È stata divertente, colpi di mouse, perdite, così, però è stata interessante. Spero che vi sia piaciuta, ragazzi. Ci vediamo alla prossima. Ciao.